Buonasera Raffaele Palazzo con la doppia veste di allenatore e giocatore. Oggi purtroppo non sei potuto stare con i tuoi ragazzi in virtù della squalifica. Che partita è stata? Ah, quando c'è un risultato del genere, dire che partita è stata, diciamo, è un po' difficile. L'ho vista da fuori, ovviamente, perché non potevo essere in panchina. Sai, siamo partiti un po' timorosi. Poi siamo riusciti comunque a sbloccare la partita sul calcio di rigore, e poi un po' per inesperienza, per distanze, per sai, situazioni personali cognitive, prendi il primo e il secondo gol, e quindi nel primo tempo quando ti ribaltano una partita così, poi è difficile un po' stare mentalmente, sai, lì. Quindi poi negli spogliatoi giustamente abbiamo cercato di aggiustare qualcosa, però poi quando abbiamo iniziato la partita abbiamo ripreso il 3-1, quindi poi un po' capisci che ti crolla un po' il mondo addosso, e quindi è difficile cercare di riprendere un po' il tutto. Poi il risultato è fine a se stesso, perché come il 3-1 e il 4-1 sono contropiede, quindi calcio di rigore, però quello che mi lascia perplesso sono i tanti errori fatti, diciamo, durante questi gol subiti. Il vantaggio lasciava presagire che potesse essere finalmente la giornata in cui si potesse gioire. Purtroppo il risultato è stato ribaltato nel giro di pochi minuti a ridosso della fine del primo tempo e i ragazzi magari hanno avuto difficoltà a reagire. Purtroppo quando sei in un momento di difficoltà si può dire tutto e il contrario di tutto. Non ci sono altre strade tranne quella del lavoro, cercare di risanare un po' qualcosa e sicuramente intervenire comunque il prima possibile sul mercato, perché purtroppo voi non vuoi, ti mancano delle persone all'interno del rettangolo di gioco, sei carente su alcune situazioni, e quindi diciamo che si aspetta anche l'apertura del mercato invernale.